Buonasera a tutti, bentornati a giovedì, nuova puntata della nostra rubrica preferita, caro Roberto Pinna. Bentornato anche a te. Oggi ci si sposta al nord, no? Eh sì, ci si sposta verso il vertice delle squadre sarde, anche il vertice della classifica, perché con 7 punti la buona Arzachena di Mister Napi è a un passo dalla vetta, al momento occupata dal Calcio Giuliano, a 9 punti, tra l'altro anche prossimo avversario la squadra campana, proprio della squadra smeraldina di appunto Mister Napi, e oggi abbiamo con noi due grandi protagonisti di queste prime giornate in Serie D per i biancoverdi. Guarda, uno dei due mi ha detto Domenicas contro Alverti, cioè ti lascio immaginare chi sarà stato. Tra Matteo Pallecchi, benvenuto Matteo, Ciao a tutti, attaccante buonasera. della squadra di Marco Nappi, e poi una vecchia conoscenza che insomma col calcio forse c'ha poco a che fare, caro Roby, perché sappiamo bene di tutti i milioni di hobby del buon Federico Bonu, centrale dell'Arzachena, nuovo acquisto di questa stagione. Bentornato, caro Federico. Buonasera, ciao a tutti. Tra l'altro i più attenti si ricorderanno di lui per Mostri del Fiume, il programma di D-Max che lui conduce ormai da 3-4 sì. stagioni. Co-conduttore. Esatto. No, io sono sicuro chi te l'ha detta lui. quella cosa dello scontro al vertice. Sicuramente Federico Bonu. Tra l'altro un Federico Bonu che, non so se qualcuno di voi ha ascoltato le sue varie interviste pre-stagione o in stagione, è un po' il Nostradamus fino adesso di questo girone G della Serie D. Fede, hai predetto quando ancora tutti noi, anche diciamo un po' addetti ai lavori, cioè comunque stampa, cercavamo di capire dell'Atletico Uri cosa potesse essere, tu avevi predetto grande squadra compatta, che può essere una sorpresa. Quindi io ti chiedo, uno, le quote, se sai del Superenalotto qualcosa, perché comunque sia Così. sempre importante, e poi invece no, una domanda seria. 3 giornate sono poche, ci avviciniamo alla quarta, però un po' di bilanci già di questo girone G, cioè secondo te le favorite chi sono? Allora, è vero, 3 giornate sono ancora poco, però insomma le favorite si sanno più o meno quali sono, che hanno costruito le squadre per puntare al salto di categoria, quindi Giuliano fra queste che andremo ad affrontare domenica, così come la Torres, anche il Cinzia Albalonga che abbiamo affrontato domenica scorsa, comunque è una grande squadra fatta di giocatori di categoria. E niente, però insomma vedremo durante il campionato chi riuscirà a cavarsela. Ecco Fede, ma tu A che sei già vincere. nel 2034 più o Bella meno, barba. Ci sono con già le le bonus previsioni. groupies, diciamo così. Salutiamo Nicolò Comunque Manca Nicolò della Manca alla Miseria. prossima lo chiamiamo perché sta facendo un po' troppo lo stravagante con gli altri. È il momento di mettere anche lui alla gogna. Nico, Esatto. preparati. Preparati Nico, non ha perché tutti sarai i uno dei torti, prossimi ospiti. Non ha tutti i Ecco, torti per niente. Pensa, l'ho anche accorciata. È vero, a inizio La settimana stagione scorsa, mercoledì scorso l'ho accorciata, ce l'avevo così, sembravi adesso dai un po' più corta. Gandalf il nero praticamente. No, però a parte gli scherzi, tornando un attimo in serie, avete affrontato l'Alba Longa, no? Squadra che sulla Sì. carta, l'hai detto anche tu, magari è una domanda che faccio anche a entrambi questa. Fede, l'ho detto anche tu, una squadra che sulla carta doveva essere tra le protagoniste fin dall'inizio, hanno fatto solo un punto. Scudieri ha fatto anche un bel po' di polemica dopo la partita contro di voi sulla conduzione arbitrale, un po' anche sui suoi giocatori. Ti chiedo cosa manca ancora alla Balonga, visto che uno dei riscontri al vertice sarà non solo il vostro, ma anche al Balonga Torres, che è appunto la sfida di domenica. Lo chiedo prima a Fede e poi magari anche a Matteo dell'Alba Longa. Ma sicuramente sarà fra le prime del campionato. Solo che secondo me sono partiti magari un po' sfiduciati dovuti al fatto di non aver ottenuto il miglior risultato nelle prime partite, quindi magari anche contro di noi. Poi venire a giocare comunque nel nostro campo non è mai semplice, però penso che alla lunga verranno fuori. Magari hanno bisogno di quel risultato per sbloccarsi, come è successo alla Torres domenica col Cassino, dove una prestazione positiva magari anche con qualche gol, ti porta a quell'entusiasmo che poi ti rilancia e ti fa ripartire nel campionato che poi dovrebbero fare. Mate, ha detto tutto Federico? Diciamo di sì, loro sono una bella squadra, l'abbiamo vista. Sì, gli è mancato qualcosa che noi ci abbiamo messo di più. Niente, però
alla lunga questo dovremmo vederlo, però non siamo fiduciosi noi. Ecco, Matte, tu hai avuto diverse esperienze, no? Con il Livorno, prima di passare ora a arrivare in Sardegna con l'Arzachena, è stato protagonista in B, poi l'anno scorso in C, comunque tante presenze. Ti chiedo, come mai hai scelto proprio Arzachena per ripartire quest'anno dopo le tante difficoltà oggettivamente dell'anno scorso con il Livorno, e da come stai giocando l'hai vissuto? Sembra che lo stai vivendo come un'opportunità in più che un salto indietro, no? In categoria. Sì, io vorrei risalire subito e farò del mio meglio. E non è che mi voglio bloccare nella categoria, ma voglio andare avanti sempre di più. Però sì, gli ultimi 2 anni sono stati un po' brutti, 2 retrocessioni, tra B e la C, però non ci possiamo fare niente. Ho avuto un po' di difficoltà poi alla fine anche per trovare qualche squadra, però poi alla fine ho scelto subito di venire qua a Arzachena perché mi hanno detto era una bella piazza, poi conoscevo un paio di persone, mi ha fatto venire qua e sono contento per ora della scelta che ho fatto. Mi sto trovando molto molto bene. Ecco, mentre guardiamo gli highlights, come sempre degli amici di Directa Sport, della gara di Coppa Italia, tra l'altro persa dalla Zacchina contro l'Atletico Uri, ma è sono le uniche immagini che si hanno del vostro inizio di campionato, caro Federico, e ti chiedo che giocatore è Matteo Pallecchi, cioè insomma lo chiedo a te in quanto grande osservatore della categoria, sia da compagno di squadra che insomma proprio cercando di essere anche un po' super partes il più possibile. Di parte va bene. Allora, innanzitutto, vabbè, non si può considerare un giovane Pallecchi perché comunque diciamo che è già un grande, già maturo anche calcisticamente, un gran mancino, potente. Poi basta, non c'hai altro, Palle, cosa ti posso dire? Dai, c'è un bel mancino, basta. Il destro lo usa per scendere dal tram, immagino. Sì, no, ogni tanto non uso neanche quello. No, se no poi ti Vado studiano gli direttamente col avversari, piede. non posso dire tutte le tue qualità, basta hai un bel mancino, potente, preciso, basta quelli. Esatto. Beh, ci sta, tutto sommato. E poi è Ci sta. simpatico, è toscano, è un ragazzo Ecco, simpatico. vedi? Ecco, bravo, queste cose Sono le puoi toscano, dire, sono perché toscano, quello dai. non stai dando vantaggio agli avversari. Descrivicelo umanamente. Umanamente, Perché no, lo vediamo sì, chiaramente umanamente, qua. sì. No, è tipico ragazzo toscano. Ma è più simpatico Il suo di problema... Arbia? No, Arbia dai, c'ha la battuta più pronta, è più... Ma c'ha l'esperienza è più sua. maturo, c'ha più esperienza. Sì. E poi Arbia si Toscani e veste sardi anche vanno d'accordo, meglio, dai. si veste meglio di Pallecchi. Pallecchi è imbarazzante. Cioè, viene Non a campo, toccherei come questo viene... tasto. Io non toccherei No. questo tasto perché poi ci sono io raccolgo domande dello spogliatoio per entrambi e caro Mamma mia. Federico, sulla moda mi terrei tranquillo, te lo dico. Ecco, No. io non dico niente. Giustamente. No, invece, Fede, torniamo a te. Ti chiedo, insomma, appunto, è presto, chiaramente, dopo solo 3 partite, però chiaramente siete una formazione, una rosa con grandi valori, tanti giovani, al di là delle battute, pochi esperti, almeno però 1 o 2 per reparto, cioè dalla porta fino all'attacco. Praticamente, dove volete arrivare? Dove vogliamo arrivare? Innanzitutto vogliamo fare il meglio possibile perché il gruppo c'è, siamo una rosa comunque competitiva. Poi niente, le prime 3 partite sono state positive perché comunque col primo pareggio con la Nusei, tra l'altro è arrivato al 90esimo, le altre 2 vittorie senza subire gol comunque ti danno morale, ti danno entusiasmo, che è alla base di tutto alla fine nel calcio. Quindi più riusciamo a creare questo ambiente positivo e entusiasmo, sicuramente riusciremo a far meglio. Niente, vedremo cosa riusciremo a fare. Sicuramente, Partita dopo insomma, partita. le sensazioni sono positive, ecco. Ecco, sensazioni positive. Matte,
Ti aspettavi di partire anche così bene in campionato? Perché di fatto poi, a parte forse quei punti lasciati un po' per strada contro la Nusei, che comunque poi ha dimostrato di essere una squadra davvero difficile da battere un po' per tutti, se ti aspettavi di approcciare così, così forte il campionato come squadra, poi magari anche come singolo, e invece ti chiedo anche del rapporto che hai con Sosa. So che lui ha inciso molto, no? nel tuo arrivo qua ad Arzachena, lo conosci bene, lo hai avuto a Livorno. Che legame c'è fra voi? Però partiamo magari dall'impatto con la stagione tuo e della squadra. L'impatto con la stagione, sì. Allora, avevo già visto subito che eravamo una grande squadra, anche tra i giovani, tra i più vecchi, vedendo Bonu. E... Però siamo davvero per ora, stiamo facendo bene, siamo una grande squadra e l'avevamo già visto dall'inizio. Sì, bisogna sempre crescere tanto e migliorare ancora di più, però stiamo lavorando molto bene e facciamo del nostro meglio. Questo facciamo. E con Sosa, sì, allora l'ho avuto l'altro anno insieme, abbiamo giocato insieme a Livorno, lui è arrivato a novembre, un un po' distrutto perché è stato un po' fermo, però è un bravo ragazzo, un bravo giocatore e mi sono trovato bene fin da subito, poi abitavamo vicino, molto vicino, facevamo sempre viaggi in macchina insieme e siamo stati bene, siamo stati bene. Sai qual è la cosa bella di Sosa, Matt? È che riesce a far giocare bene sempre chi gli gioca a fianco. Infatti Federico Bono, che di solito Infatti è uno Federico... scarpone della categoria, Stavo questo... aspettando. Questo No, è il Cino, potere No, di Sosa, lo, è il lo potere di dovete Cino. chiamare Cino, Cino. è No, Cino per allora lui tutti, non è è Papu Papu, e Cino. però è un'altra cosa. No, State comunque già è un confondendo, grande io già non ricordo professionista. un nome, arriverò là e lo chiamerò il Pampa, perché poi con quel cognome confonderò Esatto. No, facilmente. Oppure Cino, Ruben Cino, direttamente, Ruben Sosa, perché Il conoscendo... Cino Oh. Sosa. il Cino. No, No, però Fede, bravo visto che... ragazzo. Bravo ragazzo, lo sappiamo, lo sappiamo. Fede, visto che nel tuo futuro c'è comunque sia, nel frattempo ti fa anche Attili, ti fa i complimenti per Chef Bonu, che è giocatore fantastico. Grande Vito. Ti ho fatto vivere un sogno, Vito. Fede, visto che nel tuo futuro c'è, no, un ruolo da osservatore, da opinionista in 131 dalla Serie A alla Serie D, andiamo ad analizzare quello che è il prossimo avversario dell'Arzachena e chi meglio di te non può descriverci il Giuliano. Che partita ti aspetti e che squadra sono la capolista? Beh, una squadra sicuramente quadrata, dato che non ha subito ancora gol. Ha vinto quindi tutte e tre le partite. Giocano in un campo bellissimo, quindi penso che oltre che una partita a maschia, perché comunque contro le squadre campane c'è sempre questa, oltre che questa rivalità, c'è sempre una partita così cattiva, anche una partita dove si giocherà palla a terra, secondo me, perché comunque in quel campo te lo permette, quindi niente, penso che sarà una bella partita. Andiamo lì preparati comunque, perché stiamo acquisendo anche noi delle certezze, perché comunque veniamo anche noi da tre risultati positivi, quindi insomma rispetto per l'avversario, però siamo pronti e non abbiamo paura, ecco, di affrontare la capolista. Ecco, Matte, quest'anno sei ad Arzachena, l'anno scorso hai avuto tra gli avversari in Serie C l'Olbia, che tra l'altro con Livorno siete riusciti anche, nonostante molte difficoltà, a fermare, a non far fare troppi punti alla Parecchie squadra difficoltà. di Max Canzi. Mi piace Chiedo usare come gli li vedi? eufemismi, Matteo, A me Roberto, piace essere ti hai capito, Sì, sì, diciamo. sì. Insomma. No, però ti chiedo come li vedi quest'anno, che non hanno cambiato tantissimo rispetto all'anno scorso, anzi sono rinforzati se vogliamo, hanno cambiato però girone B con tante altre toscane forti, un girone con molte squadre che ambiscono a salire. Come hai visto l'Olbia, visto che comunque sono i cugini, tra virgolette, dell'Arzachena? Possono fare, secondo me, un grandissimo campionato l'Olbia, come abbiamo abbastanza visto. Sì, anche loro devono crescere sempre tanto, però sai, è diversa, la Serie C dalla Serie D è molto diversa, però sì, non li vedo per niente male. Sì, conosco uno o due giocatori l'altro anno che ci giocavano, anche Emerson, però
sono una grande squadra, secondo me. Poi è sempre difficile batterli quando vai a giocare laggiù a Olbia. Certo. Sì, tra l'altro arrivano altri commenti. Gianluca Brundo che dice: come mai il ragazzo è dovuto da Pavoletti? Ovviamente si parla di te, caro Matteo. E poi Placido Castaldo, che insomma immagino conosciate entrambi, che gol di Valletti, No, chi troppo è? forte. No, Che non so chi è. che simpatico Matteo. Ovviamente salutiamo anche Placido Castaldo, portiere della Zacchena. C'è un'altra, insomma, una domanda che ti volevo fare, caro Matteo, perché insomma di fatto il tuo nome era noto soprattutto nel calcio giovanile, per quanto riguarda appunto, insomma, bei numeri con la maglia del Livorno. C'è anche un gol che adesso ti proponiamo, che sicuramente ti ricorderai, lo facciamo vedere anche a Federico Bonu, che scommetto non vede l'ora di assistere a questo gol, ovvero il gol del finale, giusto? Volevo fare un attimo TV di servizio. Nino Pinna sì. è ancora sveglio e ha commentato: Nino, sono le 18:46, per uno come te praticamente notte fonda, mi raccomando, vai a dormire, non vorrei che poi sappiamo che... Tra l'altro Federico vive con Nino. Com'è, Fede, assistere comunque a un vecchietto? No, non vivo con Nino. Ho visto che c'è un gatto con lui in una storia Instagram. No, viene a importunarmi ogni tanto, non il gatto, Nino. Ecco. Fai quasi da badante. Te lo stavo per chiedere. Fai quasi da badante a Nino Pinna praticamente. Esatto, sono il padre, è il mio figlioletto Nino. No, torniamo seri invece. Appunto, stiamo vedendo, caro Matteo, le immagini di Renate Livorno. Sì, mi ricordo molto bene. Uno dei due gol era il tuo, lo vedremo tra poco. Descrivici un po' che tipo di giocatore sei, di attaccante sei, di esterno, perché insomma adesso chiaramente con Mister Nappi giochi esterno d'attacco, giusto? Nel 4-3-3 sì. del Mister Romano. Però fisicamente sei ben piazzato comunque, quindi magari potresti fare anche altro. Normale, quali sono le tue caratteristiche? Allora, io sono sempre fatto esterno alto d'attacco, poi vabbè in Serie B e C ho fatto tutt'altri ruoli perché giocavamo con moduli diversi, però io mi trovo molto a mio agio e molto, molto meglio esterno alto d'attacco. Sì, ho più gamba per andare, non sono rapidissimo, no, però ho il mio passo e niente. Bravo, umile, queste cose qua. E spero di far bene. Hai visto che tocco, Fede? Questo me lo ricordo. Guarda, bisogna seguire le azioni. Qua, mica come Bonu che se ne sta dietro a randellare. Ogni volta che lo vedo mi viene quasi i brividi. Addirittura, hai visto? Noi giustamente ti abbiamo voluto far venire i brividi proprio prima, siccome siamo a 19 minuti di trasmissione, Federico lo sa perché... ma non ancora al quiz, No, però è stata già nostra vittima e quindi dobbiamo fare insomma un paio di... Un po' di spogliatoio. Sì, un po' di spogliatoio perché insomma chiaramente siamo già troppo seri, quindi iniziamo a portarci verso il quiz, no? Lentamente, e creiamo quella suspense perché Matteo, che non lo sa, però sta fremendo perché non sa cosa aspettarsi, quindi con Matteo siamo stati gentilissimi oggi, cioè proprio c'è un quiz che se ne sbaglia anche solo 0,25 di quelle 3 domande non si può più non presentare praticamente a casa. No, io volevo iniziare invece da Fede con un paio di domande, quelle che piacciono a noi di giovedì. Dove stai andando a pescare ad Arzachena? Perché ho molti contatti che mi chiedono informazioni dove si può pescare lì in quella zona. Ancora non ho testato questa Smeralda. Sono andato, ho visto qualche spot dove ci tornerò, però ancora non ho iniziato. Questo già te lo dirò, fra qualche settimana me la devi ripetere. Secondo me il buon Bonu è come quelli che vanno a funghi, cioè non vuole mai a parte quello che non si dice mai il posto, però. Beh, è giusto però, quello è giusto, vabbè. Sono d'accordo con Fede su queste cose. Ho alcuni amici oliastrini che mi hanno chiesto ora in chat su WhatsApp se il gatto visto nelle storie è lo stesso del professore dell'anno scorso. Non so tra l'altro anche... era un persiano quello del prof. Lo hai portato? No, non è lo stesso.
No, a parte questo Vabbè, momento così... questa è solo per intenditori, ovviamente. questa Ci ha seguito è anche molto complicata. Questo non posso capirlo. Assolutamente. poi te la invece- spiegherà Federico, caro Matteo. Mate, invece puoi capire questa domanda, che è una domanda che mi hanno proprio detto i tuoi compagni di chiederti, chi è più tirchio tra te e Nino Pinna? Cioè chi è quello che offre di meno? No, No, questo è bruttissimo. No, Chi è più no, tirchio? guarda Nino Pinno. No, sì. no. Nino, no, Dai, questa tutti cosa e due, ve la bruttissima. giocate, Incredibile, Fabio, no, dai. non puoi dire questo. Dai, non pagate una colazione, dai. Dai, perché te non c'eri mai. Chiedi a Cino, chiedi a Papu, quelli altri. Poi me lo ridici. No, invece Vabbè, un'altra chiederemo, domanda, poi chiederemo. un'altra Dai. domanda, Bonu Genovese Doc dice Caccorri nel frattempo, che Così. salutiamo. No, ma Ciao, Luis. Caccorri, dai, Caccorri. C'ha il No, braccino Mate, corto, lui. Mate, ti volevo chiedere se a Federico chiedo dove va a pescare, a te chiedo, visto che sei giovanissimo, ma come ti diverti ad Arzachena? Che gli under che ci sono ad Arzachena come Nino Pinna praticamente sono più grandi di Federico Bonu, di te. Cioè tu come riesci a divertirti ad Arzachena? Arzachena divertirsi anche sì, è difficilissimo. Non è molto facile. Secondo me esci Dipende con dalla Mr. stagione, Nappi. Matteo. Secondo me esci con Dipende Mr. Nappi perché mi sembra quello più attivo di tutti, il mister. Quasi. No, però niente, andiamo... No. Con chi esce? Non ci sono tantissime. Con Col Mr. papà, Nappi. dici? Col papà. Col papà, sì. Beh. Col babbo esce. Ecco, com'è nata anche questa relazione padre-figlio con Nappi? No, caro perché Matteo? mi prendono in giro, perché lo conosco, perché lo conoscevo. Ah, è un po' Perché incozzato, quando- Fede. Sei il figlio, palle, dai. So Sei il figlio, sì, ma non sono l'unico, Non sono l'unico. No, Va bene, invece, Mr. Nappi, Fede, noi ci dissociamo ovviamente da ogni tipo assolutamente, di... cioè, io però se Non- Mr. Nappi ci invita, una serata con Mr. Nappi la faccio volentieri. No, detto questo, detto questo, Fede, in molti, visto che tu comunque su D-Max sei famoso, no, per i programmi che fai, in molti mi chiedono come mai non hai mai pensato di fare il programma Ma come ti vesti su Real Time, visto che Perché molti dei tuoi vincerei. molti dei tuoi Vincerei il compagni programma. dicono, però molti dei tuoi compagni dicono che sei quello che veste Gioia all'interno dello spogliatoio No, dell'Arzachena. non è vero. Qua non No, tra i primi condivido tre. questa opinione. No, Tra i cioè primi tre, dai. Caccorri, ragazzi, è il peggiore. Se tu vieni dentro, devi venire. Un giorno vieni allenamento e vedi come viene vestito a campo Caccorri. È impressionante. Ma tipo, cioè, facci degli esempi Tipo, di style. come te lo posso descrivere? Magliettine Io so che aveva fatto, ridicole, io so che aveva un dai. marchio, io so che aveva un marchio con la Ferragni, Caccorri, poi non so se l'hanno tenuto, però comunque lui aveva un marchio lì con i Ferragni. Dai, domani faccio un video e ve lo invio, così poi mi date un giudizio voi. Va bene, Va bene. ci sta. Va Matte, bene, va invece, ultima domanda per te di spogliatoio, poi ci sarà l'ultima per Federico. Mi hanno chiesto i tuoi compagni di chiederti cosa hai provato a tornare al gol, visto che non segnavi dai giovanissimi nazionali. No. No! Vale. Cioè, che emozioni sono state? No. Che stupidi. No, l'emozione è sempre bella il gol. Come se lo fai È bello da perché risponde centrocampo, serio, come lo Matteo, fai- capito? Sì, io rispondo sempre serio. Poi ci Ma in scherzo. realtà in primavera, io mi ricordo Matteo Pallecchi in primavera 2 avevi numeroni a livello di gol. Cioè, io Sì, mi ricordo li di te facevo con alcuni. Livorno. Ma in Serie D è il segnati. primo gol, palle. Serie D sì, ho fatto un giro al Pasticcini, e pasticcini quando li vuoi portare? Non hai detto niente. No, pasticcini. Non li porti? Sì, No, poi li smezzano con Pinna. Appena segni anche faccio una Pinna, colazione. smezzano. Porto una colazione. Scusate, c'è arrivata forse No, una allora foto se devo aspettare Pinna, devo aspettare troppo. Forse c'è una foto di Caccorri, ragazzi, dell'abbigliamento. No. Attenzione. Vediamo. Questo è il bello della diretta, vediamolo. Aspetta, se riusciamo ad aprirla, aspettate che qua Sono molto ci curioso. sono troppe foto di Bonu, capite? Allora è difficile poi riuscire a trovare quella giusta, ma forse ce l'abbiamo fatta. Eccola qua. Scegliete voi qual è Luis Caccorri dei due, insomma avete ovviamente ampia scelta. Grande Luis, ovviamente ti salutiamo. È quello a destra, Caccorri. Quello a destra, sicuro. Anche col taglio. Perché... No, i capelli sono uguali. Il taglio sbarazzino di
di Luis Cacorri. Anche tu, Luis, sarai nostra vittima, stai tranquillo, la stagione è ancora lunga Luis, e ti potrai in amicizia, vendicare. perché Luis sembra che meni come un fabbro, quindi Luis ti vogliamo bene. Ma è solamente un armadio asseiante, ma quello non è mica un dettaglio solamente. No, c'è l'ultima domanda per Federico Bonu che arriva direttamente da Mister Greco, ovviamente non è vero, però facciamo finta di sì. Il mister è molto interessato perché sai che lui è comunque un gourmet, no? Un sommelier, Mister Greco. Mi ha detto di chiederti se è più buono il vino di Borore che li portavi alla Musei oppure O di Terteni. Ah, no, il vermentino di Gallura. No, con il Tertenia no, adesso ti lascio stare. Sono tutti e due ottimi vini. E te ne esci così da signore, bravo. Ai. Va bene. Siamo quasi in chiusura, quindi è il tempo del quiz, cari ragazzi. Insomma, sì. non potete assolutamente esimervi da questo, dalle forche pinniane, diciamo così. Perché Io partirei... Con chi vuoi iniziare? Partirei con Bono, perché Bono per questo quiz ha dietro una storia fantastica, ragazzi. Bono. Allora, Matte, ti spiego come sono nate queste 3 domande per Federico. Sai che lui ha praticamente una passione smisurata per il mondo animale, la pesca, ma anche, forse anche la caccia. Non so se vai anche a caccia. Sì, no? no, ancora no, però andrò. Però è una passione. Però è tutto nella... Però è una passione dell'uomo. Noi andiamo in ritiro quest'estate a Peio, luglio, sai che quando stai in ritiro con il Cagliari passi ore e ore, no? Anche ad aspettare la squadra tra un allenamento e l'altro, tra una conferenza e l'altra, e in campo, sul campo di Peio c'erano sempre questi uccellini. Facciamo le foto, chiediamo alla Proloco, comunque alle aziende di là del territorio, consorzio turistico, aiutami, bravo, che tipo di uccellino fosse. Nessuno sapeva niente. Lo mettiamo su Instagram, tempo 34 secondi, Federico Bonu dà la risposta immediata. E quindi oggi, caro Federico Bonu, avrai... Lui sa tutto. Caro Federico Cos'era, Bonu, una ballerina bianca? Non me lo ricordo. Bravo, vedi? Ballerina bianca. Esatto. Io non me lo ricordo, ma tu sicuramente te lo ricordi. È già molto che ti ricordi dell'evento. Tu. Esatto. Tutto sommato va bene. No, Fede, quindi oggi ti vogliamo mettere alla prova con 3 animali di Sardegna. Credo che tu li indovinerai tutti e 3. Forse uno andrà in difficoltà. Ma partiamo con il primo, caro Francesco Aresu, che qui mi aiuterai a capire le varie foto. Cosa è questo, Fede? Questo è un anemone di mare. Non è l'Orsiadas, però. Non è l'Orsiadas, ha un altro nome. Dal colore... diciamo volgarmente detto. Si chiama volgarmente come un vegetale, diciamo. Troppo. Si è andato troppo oltre. Questo è un pomodoro esagerata, tipo. È un pomodoro di mare, caro Federico. Ah, un pomodoro di mare, dai, sì. Certo era facilissimo. Però vabbè, ma li hai mai visti in acqua i pomodori di mare? Tu quella l'hai presa da Google. Non è così il pomodoro di mare. Io mi fido di Google, però. Adesso non è che Federico Bonu vuole sfidare anche Google. Allora, ti do mezzo punto solo perché hai detto anemone. Andiamo al secondo animale. Questa la indovini facile. Ce l'avevamo anche già pronta, quindi insomma. Andiamo alla seconda. Seconda immagine. Vediamo se la indovini, caro Fede. Questa è facile. Questa la indovini subito. Questa è la regina del bosco, la beccaccia. In 3 secondi netti. Scolopax rusticola, mi sa si chiama. Stiamo scherzando, ma siamo a livelli veramente. Sta dicendo qualcuno cos'è? Guarda su internet. No, vabbè, guarda, quando risponde dopo 3 secondi, caro Matteo, noi oramai conosciamo i nostri polli. Ma somiglia un po' a Darvia anche la beccaccia, no? Quel suo fare quel becco lungo, sì. Esatto. È tipo Placido. Vediamo il terzo di cui io non mi ricordo nemmeno il nome, però poi ce l'avremo. Per fortuna io l'ho scritto, guarda. Grazie Francesco. Rana non vale, te lo dico, Federico. Allora, potrebbe essere un discoglosso sardo. No, vabbè, ragazzi, ma è un fenomeno Bonu! Ma è un fenomeno Bonu, ragazzi! Ma non si riesce a coglierlo in fallo, cioè... Come li fa? C'è una rana! Quella è una... Mi hai indovinato il disco glosso sardo, mi sei caduto sul pomodoro di mare, Bonu, però, non si fa così. Cioè io non ci voglio credere, è brutto. Ragazzi. Io non mi ricordo nemmeno cos'era. Un'ora... Cioè, Pallecchi non sapeva neanche che fosse una rana. Cioè, no, per me non lo so, tipo un volatile qualcosa.
Esatto. Vabbè. Da non confondere con Rospo Smeraldino, che sono delle specie diverse. Guarda, Fede, io starei qua ore ad ascoltarti con la musichetta di Super Quark, però passerei... Faremo una a buon- rubrica, guarda, faremo un'altra rubrica, caro Federico, ovviamente tra 15 anni, quando smetterai di giocare a pallone, oltre a quelle sportive faremo anche qualcosa di naturalistico. Andiamo invece dal buon Matteo, no? Beh sì, e tra l'altro Matteo, per te sono veramente facili, arrivi da Livorno. Speriamo, A noi piacciono i toscani, ci piacciono i livornesi, come ti ho detto prima di collegarci, anzi ne approfitto, visto che siamo in diretta, saluto Gianni Tacchi che era detto stampa attuale del Livorno, speriamo che Livorno torni presto nelle categorie che li meritano, e quindi per te domande sul Livorno, sono 3 giocatori storici. Io ti dico subito, sì, del sono Livorno, di Cecina, non Livorno però. Sì, no, lo so, tu sei di Cecina e so che ci tieni, perché poi in Toscana è un po' come in Sardegna, non sbaglia, però comunque ti sei costruito, no? Una Sì, carriera, a Livorno. anche se sei giovane, con Livorno, quindi non devi sbagliarmi questi 3 giocatori storici della storia, della storia appunto del Livorno. Andiamo un po' a vederli, caro Francesco. Vabbè, iniziamo con uno semplice, così per metterlo a Io suo ce l'avevo agio. sempre al fantacalcio, questo che sta per arrivare. Aspetta. Se sta per arrivare quello che ti ho mandato per primo, non so quale metterai poi. No, quello lo usiamo dopo. Mettiamo un po' di scusa. Ah, ok, va bene. Iniziamo semplici. Dai, questo. Balleri. Sì. David Grandissimo. Tra l'altro David Balleri ha appena firmato lui, mamma mia. una settimana fa per il Pro Savona, è diventato allenatore Sì, è del Pro andato Savona. nell'altra settimana. Stai ancora giocando? No. Credo Sarebbe forse sia stato addirittura qualcosa la di- prima esperienza da allenatore, non vorrei sbagliarmi, da allenatore in una Sì, squadra grande. fece tipo secondo allenatore ogni tanto. Esatto. Di tanto. Allora, Poi questo sarà ancora le più giovanili facile. allenato. Questo è Mi sa ancora che più facile. con questo caro ci ha Matteo. anche giocato, se non sbaglio. Andrea Luci, Beh sì, che personaggio grande, anche lui. grande ci ho personaggio. giocato in B con lui. 7 presenze, se non sbaglio, così dice Transfermarkt, con il buon Andrea Luci, cuore Torres, anche il buon Andrea Luci, però anche lui soprattutto capitano del Livorno. Il terzo, vero toscano. il terzo, caro Matte, potrebbe essere più complicato, anche se poi c'ha 104 presenze per la precisione con la maglia di Livorno, quindi non pochissime. Vediamo un po'. Arriva. Vediamo un po'. Bonu, fino adesso le sapevi queste? Luci sì. Va bene. Ecco il terzo che carica. Chi è? No, questo no. Aspetta, lo ingrandisco, vediamo un po'. Io ce l'avevo al Fanta, era uno da pochi bonus, però sgroppava tanto. Ovviamente un po' No, sgrana. questo non mi viene. Con un po' di cognome quasi svizzero, non lo so, anche se poi in realtà era francese. Francese? No, questo Dai, ti non mi sta viene aiutando tanto, Marc Ferzel, 104 presenze con la maglia del Livorno. Non era facile, però vabbè che tu sei molto giovane. È più complicato. Aresu questi li indovinava facile. Vabbè, sì, ero giovane quando giocavano questi, quindi sì, insomma, forse neanche Bono era nato ancora quando Ragazzi, un giocava. pareggio. No, nelle figurine me lo ricordo. Ragazzi, un pareggio secondo me, un 2 pari e patta. Sì, dai, Ma avete voluto bene, dai, dai. ci sta. Ovviamente, Ci sta, dai, pareggio, insomma, dai. il disco glosso è stato la perla di Disco glosso, Federico ragazzi. Bonu. Subito, Gianluca Bruno incredibile. dice: ma a cosa stiamo assistendo? Tutti a casa, non c'è storia. E poi chiede ancora: ma nella Lega Nazionale Dilettanti non c'è la zoologia nei criteri di ripescaggio per la Serie C? Perché in quel caso Bonu sarebbe il giocatore più prezioso di tutta la quarta serie, senza alcun dubbio. Va bene, ragazzi, grazie davvero di essere venuti in trasmissione. Ringraziamo come sempre anche l'Arzachena per la disponibilità. Domenica vi aspetta una trasferta non semplice, abbiamo detto prima, noi racconteremo. Giuliano Arzachena, a quanto pare, insomma, si potrà fare, per cui, insomma, sfida di cartello, sfida di vertice, chissà che, insomma, non ci regaliate anche una bella sorpresa e un bel risultato. Quindi grazie a Federico Bonu e a Matteo Pallecchi dell'Arzachena. Grazie a voi. Campo, come sempre. No, ragazzi. Insomma, ragazzi,
Federico Bono, insomma, cosa dobbiamo aggiungere? Credo che insomma, veramente l'onniscienza dal punto di vista... disco glosso Niente. cioè, Alla fine professor Bono, cioè, da io oggi professor Bono. ancora ho i brividi, ho il disco glosso, ho la Però pelle a dai, disco glosso. sono Però caduto su un aspetta. pomodoro di mare, dai. Ho detto, Esatto, sono infatti caduto sul pomodoro ti di salutiamo mare, così, dai. ti salutiamo così, perché te lo meriti. Sambona. Esatto. Ciao. Sappiate che questa sarà con per Che forza questa spettacolo. missione, l'immagine di sfondo dello smartphone di Federico Bono. Grazie Fede, Dai, ci un vediamo abbraccio. presto. Ciao, Un ciao. abbraccio anche Ciao, a ciao, te. Fede. E noi, Roby, come sempre, andiamo a chiudere ricordando quello che sarà il programma di questa domenica, quarta giornata di Serie D. Tra l'altro la Zacchena, ricordiamolo, ancora imbattuta con 2 vittorie e un pareggio, va a casa del Giuliano, l'abbiamo detto prima, imbattuto e a punteggio pieno, capolista Sì. del girone Capolista G, in ma ci sono solitaria. tante altre partite. Hai detto bene. Oltre a calcio Giuliano Arzachena abbiamo innanzitutto una sfida molto molto bella in terra di Campania da Fragola tra Fragolese e Gladiator, che ci dirà un pochino anche, no, chi può essere la possibile outsider in terra di Campania, oltre al Giuliano ovviamente al momento capolista. Poi un super derby, ce lo racconterai tu, al Ninetto Martinez di Uri, tra Atletico Uri e Carbonia. Un derby che forse ci dirà tanto su quelle che sono le ambizioni salvezza per entrambe le squadre. Entrambe arrivano da dei risultati positivi. L'Uri ha trovato la prima vittoria domenica scorsa, il Carbonia si è fatto rimontare clamorosamente da 3-0 a 3-3, però continua a muovere la classifica. Certo, ha bisogno della prima vittoria, ma chissà che non arrivi proprio in trasferta il Carbonia, che fino adesso non ha un vero e proprio campo in casa, visto che continua a girare per la Sardegna, ma ti dico, caro Francesco, nel weekend ci saranno anche le amministrative in quel di Carbonia, che potrebbero portare a una bella svolta per quanto riguarda... Posso dirti che sono molto curioso di assistere a questa partita, sì, diciamo perché che per il onestamente sono molto curioso. Per il Carbonia è una partita a parte, che non si gioca sul campo, però tornare a casa dopo più di un anno allo Zoboli sarebbe sicuramente importante. Poi, altra sfida interessante, questa volta nel Lazio, un derby laziale tra Cassino e Ostiamare. Cassino che era partito benissimo, ma poi ha frenato vigorosamente contro il Muro Torres domenica al Vannissanna, prendendo 4-0. L'Ostiamare di Gardini, che insomma tra un passo e l'altro deve iniziare a correre, non ci è riuscita. L'altra sfida di cartello anche in settimana il presidente dell'Ostiamare ha messo un po' di pressione, no? Esatto. Un pochino di ultimatum sono già arrivati in casa Ostiamare. E a proposito di ultimatum, potrebbe essere forse l'ultima spiaggia per mister Scudieri, anche se poi ha l'appoggio al momento ancora della dirigenza, però si capirà in base a cosa succederà domenica tra Cinti Albalonga e Torres. È sicuramente una sfida che nessuna delle due vuole sbagliare. La Torres perché ha iniziato a correre vincendo col Cassino e vuole appunto tornare a scalare la classifica, e l'Albalonga perché deve iniziare a fare punti, fin qui un solo punto e 2 sconfitte, e quindi sicuramente non è facile. Il Muravera che ha 6 punti, ricordiamolo, 2 vittorie e una sconfitta contro Latte Dolce fuori casa per la squadra di Loi, sempre vinto in casa, torna però in trasferta la prima fuori dalla Sardegna contro l'Insieme Formia, un Formia che comunque non è partito benissimo, però è una squadra che ha dimostrato contro il Carbonia di non morire mai. Il Muravera dovrà essere bravo ad ammazzare la gara con i suoi tanti attaccanti, i suoi giocatori offensivi, ma anche a trovare equilibrio, perché poi a parte la gara con la Nusei, è un Muravera, no? Fra, confermerai che ancora deve trovare quella che è la sua identità più chiara. Chi invece ha un'identità ben strutturata è la Nusei, che affronta in casa il Nuova Florida. Ovviamente si gioca a El Bono, non alla Nusei, per rifacimento ancora del terreno di gioco dell'Ijus. In casa gioca a Usini, non più al Vannissanna, il Latte Dolce contro la Visartena ultima al momento con 0 punti, unica squadra a non aver ancora fatto nessun punto nella categoria. E poi si chiude con l'ultimo derby laziale, che è Monterotondo Scalo contro Aprilia che ha iniziato comunque in maniera importante, dovrà confermarsi contro il Monterotondo, che è una squadra che fin qui va ancora scoperta, però ha strappato qualche punto anche in gare in cui non ci si aspettava magari che facessero dei risultati. Insomma, continua la nostra attenzione per quanto riguarda il girone G di Serie D, cambiando anche in parte, diciamo, argomento. Oggi è ripartita la stagione di Sardi on the Road, quindi andatevi a recuperare tutto il rendimento dei vari sardi in giro per l'Italia e non solo. Insomma, una rubrica che ci terrà compagnia fino a fine anno. Noi chiudiamo questa diretta ringraziandovi come sempre per averci seguito. Appuntamento a domenica con la domenica di 181 con tutta
la Serie D, ma anche la Serie C, ricordiamo, perché c'è l'Olbia che va a giocare a Reggio Emilia contro la Reggiana e ci sono le gare della Dinamo, maschile e femminile. Quindi insomma, come sempre, il menù è ricco. Ciao Roby, buona serata. Ciao Sigla. Francesco, sì, diamo la sigla e salutiamo Zizzo. Soprattutto. Ciao Zizzo! Ciao Zizzolone.